Ancora nessuna notizia di Samira El Attar, la mamma padovana scomparsa ormai da 10 giorni. La procura di Rovigo ha aperto un fascicolo, si indaga anche per sequestro. 25enne di Venezia, sabato era andata al pronto soccorso con febbre e difficoltà respiratorie. Dopo una notte in osservazione era stata dimessa con una terapia farmacologica. Ieri la giovane è morta. Prostituzione minorile in Veneto e nel Trevigiano. Segnalati i casi che riguardano minori non accompagnati. L'appello del comune di Treviso alla cittadinanza a denunciare i casi di sfruttamento. Allarme furti nella Marca Trevigiana e nella zona del Monte Bellunesi. In arrivo da Mestre rinforzi tra i carabinieri per il ponte del 1° novembre. Assunzioni nella pubblica amministrazione, off limits per le donne in gravidanza, la denuncia della CGIL, diverse le segnalazioni arrivate di lavoratrici penalizzate perché in attesa di un figlio. Non dormiva a causa di un tumore, grazie a un intervento mini-invasivo i medici dell'ospedale di Monselice hanno annientato la neoplasia e ora la piccola paziente di 6 anni sta bene. Ripristinata a Venezia un'antica tradizione interrotta nel 1950, un ponte galleggiante di barca che collega le fondamenta nuove al cimitero monumentale di San Michele, rimarrà allestito fino al 10 di novembre. Buonasera, ben ritrovati in diretta con l'edizione regionale dei telegiornali di Antenna 3. Non c'è dunque ancora nessuna notizia di Samira El Attar, la mamma di Stanghella, scomparsa ormai da 10 giorni. La procura di Rovigo ha aperto un fascicolo e indaga anche per sequestro. Tutte le piste sono aperte. La casa in cui vive Samira insieme al marito e la figlia è quella laggiù, è stata vista qui l'ultima volta il 21 di ottobre, poi più nulla. Il suo cellulare ora risulta staccato ma aggancia una cella che comprende tutti questi campi e qui si sono concentrate le ricerche dei carabinieri. Il RIS di Parma hanno scavato a lungo nelle vicinanze della casa e in tutta l'area a ridosso del fiume Gorzone a Stanghella, ma di Samira El Attar nessuna traccia. L'ultimo giorno in cui è stata vista aveva accompagnato la figlia di 4 anni all'asilo, poi aveva parlato con la vicina di casa che le doveva dare alcune borse di vestiti per la piccola. Il marito Mohamed ha denunciato la scomparsa il giorno seguente pensando che la donna si fosse fermata al lavoro, un lavoro che aveva trovato da poco ma di cui non sa nulla. Tranquilla, sì, tranquilla, brava, sempre andare avanti, bene, sempre tutti bene. Ma i carabinieri hanno detto che c'era del sangue qui fuori. Il sangue viene qua, sì. Sangue del gallo, sì. Del gallo, sangue. Ah, ok. Sì, cercato la macchina, aspetta, carabinieri cercato la macchina, io ho predetto prima Caproni. Una versione che combacia. Le tracce di sangue rilevate dal luminol in giardino sembrano essere quelle degli animali sgozzati dal marito nei giorni antecedenti la scomparsa di Samira. La cugina Fatima, che la conosce bene, dice che mai avrebbe lasciato sola la figlia. Non ha nessun tipo di problema che la lascia andarsene senza pensare alla bambina e senza che lascia la bambina, che tra l'altro sta anche male, quindi è impossibile che se ne vada così da nulla. Può darsi che quel lavoro che l'hanno chiamata o qualcosa che non è chiaro, o che sia successo qualcosa o che è intrappolata da qualche parte. Sul fronte delle indagini non si esclude nessuna ipotesi, dall'allontanamento volontario al suicidio. La procura ha aperto anche un fascicolo per sequestro di persona. La zona dove vive Samira è isolata. Forse la donna potrebbe essere uscita nuovamente dopo aver salutato la vicina. La sua bicicletta bianca non si trova e il cellulare, dopo aver squillato a vuoto per 24 ore, si è spento. Il marito quel giorno era al lavoro in un capannone della zona. Ora, disperato, attende notizie. Io mi piace la moglie, mi piace la bambina, come fai la bambina? E si stanno svolgendo in queste ore gli accertamenti diagnostici che chiariranno invece le cause del decesso di una 25enne veneziana, avvenuto 3 giorni dopo la dimissione dall'ospedale civile di Venezia, dove si era presentata accusando febbre e difficoltà respiratorie. Sabato si era presentata al pronto soccorso dell'ospedale civile di Venezia per dei problemi respiratori. 4 giorni dopo, tra cui una notte passata in osservazione, la vita di Miriam De Giovanni, 25enne di Cannaregio, si è spezzata. Una volta dimessa dall'ospedale, la giovane aveva iniziato un percorso farmacologico a casa.
In attesa che venga chiarita e accertata la causa di morte, i medici dell'ospedale civile di Venezia hanno confermato piena disponibilità e piena vicinanza ai familiari, in accordo con i quali si stanno svolgendo in queste ore gli accertamenti diagnostici. Un'attenzione, secondo quanto comunicato dalla direzione dell'ospedale, pari a quella con la quale i medici si sono prodigati nel tentativo di salvare la vita alla giovane paziente, con il coinvolgimento dell'equipe della cardiologia e della rianimazione dell'ospedale, al fianco dei medici del SUEM 118 e del pronto soccorso. Sabato la giovane era stata visitata da 2 medici del pronto soccorso e dal medico infettivologo. Contemporaneamente agli accertamenti ampi che si erano prolungati per un periodo di osservazione breve e intensiva, alla giovane era stata avviata la conseguente terapia che andava proseguita a domicilio. Era stato infine concordato un programma di esami e di visite di rivalutazione che non è stato possibile attuare per il precipitare del quadro clinico. Ora nella Marca per parlare del fenomeno di prostituzione minorile, segnalati casi che riguardano minori non accompagnati. L'appello del Comune di Treviso alla cittadinanza attiva a denunciare i casi di sfruttamento. I dati sulla prostituzione sono importanti, principalmente ovviamente tocca le donne, ma non solo. Abbiamo dei dati che riguardano anche ragazzi, minori. Un fenomeno, quello della prostituzione, che non conosce crisi sulle strade di Marca e che si sta adeguando ai tempi e ai nuovi flussi migratori, allargandosi ai minori, profughi in particolare. A confermarlo è anche Gloria Tessarolo, assessore comunale alle politiche sociali di Treviso, che accanto a Caser è il comune trevigiano che fa parte del progetto Nave, acronimo che sta per Network Antitratta per il Veneto. Le statistiche in genere spalancano degli interrogativi importanti, soprattutto sui minori non accompagnati. E lo sfruttamento dei minori non accompagnati, di quei bambini e ragazzi che arrivano in Italia senza genitori, è uno dei lati più inquietanti delle nuove vie della prostituzione. I casi, tutti trattati con la massima delicatezza, più che da Treviso città, arrivano dalla provincia. L'assessore si appella ai cittadini. Una cittadinanza attiva e consapevole può aiutare moltissimo. Restano i numeri del network Nave, che solo quest'anno ha garantito assistenza e inserimento sociolavorativo in tutto il Veneto a un centinaio di donne e uomini vittime di tratta di età compresa tra i 13 e i 66 anni, di 28 nazionalità diverse. A coordinare i lavori la Regione del Veneto, che chiede però strumenti più incisivi sul fronte normativo. Una regolamentazione, ma soprattutto delle leggi chiare anche per chi oggi porta queste persone a prostituirsi oppure a avere fenomeni di sfruttamento lavorativo. Arrivano i rinforzi nella zona di Montebelluna per contrastare la raffica di furti che si è registrata nelle ultime settimane. In queste ore è stata attivata un'autentica task force tra i carabinieri della zona e la squadra di intervento operativo del battaglione Mestre. 5 uomini in più che si divideranno in 2 pattuglie, soprattutto nelle ore serali. Da Mestre arrivano i rinforzi in aiuto dei carabinieri di Montebelluna, Nervesa e Volpago, dopo l'escalation di furti registrata nell'ultimo periodo, cui si è aggiunta un'allerta social che certo non ha contribuito a rasserenare il clima, come ha dimostrato alcuni giorni fa l'aggressione di 3 operai scambiati per ladri fuori da un supermercato. Insomma, l'Arma vuole lanciare un ulteriore messaggio di presenza. Il dispositivo è già attivo da ieri, come spiega anche il comandante della stazione di Montebelluna, Sabatino Piscitello, che pochi giorni fa ai nostri microfoni aveva chiesto maggiore collaborazione ai cittadini. Prima rivolgersi alle forze dell'ordine, poi ai social. Tutto quello che si scrive ha una conseguenza, non può essere tralasciato, deve essere vagliato, quindi che l'informazione intanto giunga il più, come ho detto prima, genuino possibile, ma soprattutto quando si scrive nei social network avere consapevolezza di quello che si imprime sulla tastiera. Appello condiviso anche dal sindaco di Nervesa, che ai suoi concittadini proprio in questi giorni ha lanciato un appello preciso. Io ho naturalmente detto ai miei concittadini che la cosa principale è rivolgersi alle forze dell'ordine, senza mandare messaggi in Facebook che potrebbero peraltro anche creare, diciamo così, dei disguidi. Quindi la prima cosa da fare è rivolgersi alle forze dell'ordine in modo tale che loro possano intervenire tempestivamente. La task force tra carabinieri della zona e battaglione di Mestre proseguirà per tutta la settimana in concomitanza con il ponte di Ognissanti, da sempre uno dei periodi più critici dell'anno, visti numerosi spostamenti e le relative case vuote. Ora parliamo di assunzioni nelle pubbliche amministrazioni, intimidazioni alle donne in gravidanza. Il grido d'allarme arriva dalla CGIL.
Assunzioni nelle pubbliche amministrazioni off limits per le donne in gravidanza. Il grido d'allarme arriva dalla CGIL. Nell'ultimo periodo sono state diverse le segnalazioni arrivate al sindacato. Lavoratrici penalizzate perché in attesa di un bebè. Pari opportunità nel lavoro, distanza abissale fra fatti e parole, commenta Ivan Bernini, segretario provinciale funzione pubblica della CGIL. Nelle pubbliche amministrazioni per anni c'è stato il blocco delle assunzioni e quindi non si effettuavano concorsi. Oggi che le pubbliche amministrazioni possono ricominciare ad assumere e quindi hanno fatto concorsi, abbiamo graduatorie, è chiaro che il fenomeno riprende in maniera più significativa. Casi di ogni tipo, ci spiega il segretario, donne che hanno partecipato a concorsi pubblici e che sono state inserite in graduatoria, ma quando vengono chiamate per accettare e firmare l'incarico alla loro onesta dichiarazione di essere in gravidanza, la risposta è quella di posticipare l'assunzione e talvolta viene chiesto loro di rinunciare. Abbiamo situazioni, le più estreme, poche, ma ci sono state segnalate anche quelle, dove a qualche donna gli si dice allora rinuncia all'incarico. E magari rispetto al fatto che la donna dice io non ho nessuna intenzione di rinunciare all'incarico perché sono in graduatoria, si sente anche rispondere e noi rendiamo non valida la graduatoria e andiamo a fare un altro concorso. Situazioni pesantissime per le lavoratrici che chiedono se questo comportamento sia normale. Spieghiamo alla lavoratrice che ci chiede se è normale una cosa di questo genere che normale non è. Chiaramente diciamo anche alla lavoratrice guarda che noi siamo qui, andiamo avanti perché su questa cosa si può operare un'avvertenza, perché non possono non assumerti o posticipare l'assunzione perché tu sei incinta. Purtroppo sono ancora molte le donne che per paura preferiscono poi lasciare stare. È inaccettabile, termina Bernini, che nel 2019 ci si trovi di fronte a queste situazioni, comportamenti che sanno da medioevo. Avevamo seguito il recupero di un caduto italiano sulle Melette, poi il mese dopo di un soldato austriaco e sul Grappa altri caduti, tanti trovati a 101 anni dalla Grande Guerra. Avrebbero dovuto essere sepolti in questi giorni con i dovuti onori ad Asiago, a Cimagrappa, a Fagarè, ma le autorizzazioni non sono arrivate nelle sabbie mobili della burocrazia. Quest'estate da qui, dal altopiano d'Asiago, dalle Melette, prima uno soldato italiano, poi uno austriaco e non basta, anche dal teatro della Grande Guerra del Monte Grappa, dove invece praticamente un mezzo plotone di soldati è stato recuperato, portato a valle, pronto per essere sepolto. Eppure in questo caso la burocrazia li ha sconfitti, non sono stati sepolti e restano ancora nelle loro cassettine. Avevano combattuto per la patria italiana, austriaca, ungherese, bosniaca, qualsiasi patria fosse, anche solo per l'idea di tornare a casa, abbracciare la moglie e la mamma, riprendere la vanga, il lavoro da postino, chissà. Li aveva portati via una raffica di Schwarzlose, una granata, un colpo di 91, un'agonia appesi al reticolato. Ma sono stati sconfitti 2 volte da una firma, da un modulo, da un'autorizzazione, da un vecchio e sempre efficiente timbro. Erano rimasti là sopra tra i boschi di Campomulo, in una forra del Grappa, nel terreno smosso di Busafonda, per oltre 100 anni, finché non li avevano ritrovati, spesso attenti, appassionati come i ricercatori amici della storia di Marostica. A cosa è servito aprirsi la strada con la motosega tra gli alberi battuti della tempesta Vaia? Salire per mulattiere con la cassettina zincata, scortati dai carabinieri, dai dipendenti comunali, addirittura dal sindaco. A cosa è servito riprendere ogni fase, il lavoro attento con il metal detector per identificare la nazionalità di un caduto, persino da un sottobottone, da un cavo telefonico? Cosa è servita tanta attenzione e tanto rispetto per i caduti se poi questi non vengono onorati da una sepoltura con i loro fratelli, sul Sacrario del Grappa, sul Colle dell'Aitano, ad Asiago? A cosa è servito lo sforzo di tanti per ritrovare quel corpo per una preghiera, per aspettare il trombettiere a squarciare le valli con il silenzio e rendere l'onore delle armi? A cosa, ce lo dite, se poi non avete intinto il timbro nel tampone in qualche ufficio della capitale per dare l'autorizzazione a seppellirli con gratitudine e commozione, come avrebbero voluto fare tutti qui in Veneto, sulla linea che fu del fronte, uccisi dal nemico, negletti per un secolo, poi sbeffeggiati da un timbro mancante. Questi erano i giorni per ricordarli, questi erano i giorni dell'armistizio, della pace, purtroppo fragile, il senso delle loro sofferenze. Inutile allora onorare con monumenti, con nomi, con cerimonie, se poi si è carenti nella parte più essenziale, quello che è l'onore ai caduti.
Ci fermiamo ora per qualche istante, ritorniamo tra pochissimo. Eccoci di nuovo in diretta, edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3, storico incontro ieri a Padova, dove il vescovo della città, Monsignor Claudio Cipolla, ha fatto visita alla comunità ebraica, incontrando il rabbino e il presidente in sinagoga. Forte richiamo ad agire per la pacatezza e la pace, rivolto a una società che rischia un nuovo imbarbarimento. ...21 giugno 1994, 30 ottobre 2019. A 25 anni dallo storico primo incontro nella sinagoga italiana entra per la terza volta un vescovo di Padova. A riceverlo il rabbino Adolfo Aharon Locci e il presidente della comunità Gianni Parenzo. Per le strade del ghetto, sorvegliate speciali in quelle ore, il vescovo Monsignor Claudio Cipolla è arrivato accompagnato da uno dei solidi perni dell'amicizia tra la chiesa di Padova e la comunità ebraica, Don Giovanni Brusegan. Una visita al museo ebraico dove la storia diventa immagini, poi l'ingresso in sinagoga dove il vescovo viene accolto dalla comunità alla presenza di tutte le autorità cittadine. È il Salmo 15 di Davide a dare inizio all'incontro, verbo, parola, preghiera. Il ritmo dei salmi si alterna agli interventi, un forte richiamo al clima attuale, alla necessità di lottare contro l'imbarbarimento della parola, il fanatismo, la disumanizzazione arriva da Gianni Parenzo, presidente della comunità ebraica. Il vescovo ribadisce sentimenti di fraternità e amicizia. Con questa visita voglio prendere le distanze da ogni tentativo, anche recente, di comportamenti odiosi verso le comunità ebraiche. Abbiamo tutti bisogno di pacatezza, di misura e di memoria responsabile. Una strada da fare insieme, cristiani ed ebrei, con l'uomo al centro a tracciare il sentiero, un uomo che deve tenere aperto lo sguardo verso l'alto, verso Dio e la sua opera, ricorda il vescovo. Il rabbino gli risponde. Baruch Abba Beshem Hashem, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Serenità, pace e benedizione invoca su ebrei e cristiani il rabbino al termine del suo intervento. La stretta di mano emozionata, un abbraccio carico di significato e lo scambio di doni. La strada è segnata. Quel dialogo che da 40 anni la Chiesa di Padova coltiva grazie a Don Giovanni Brusegan e alle sorelle Teresa e Adele Salzano, fondatori del gruppo di studi e ricerca sull'ebraismo, ha posto il terzo sigillo sulla strada della conoscenza e dell'amicizia, unica via per vincere l'ignoranza e garantire una serena e civile convivenza. Parliamo adesso di tutt'altro tema, parliamo di sanità, di ictus, con il lavoro della Stroke Unit dell'ospedale Borgo Trento di Verona. Ictus è un termine che spaventa e se da un lato i dati dicono che diminuiscono i decessi, dall'altra però sono spesso gravemente invalidanti le conseguenze con le quali i pazienti colpiti dal deficit neurologico devono fare i conti per tutta la vita. I numeri parlano di una patologia ancora frequente e se risultano in calo i casi, soprattutto tra la popolazione più anziana, c'è un aspetto che preoccupa gli specialisti. Nella popolazione giovanile, il cosiddetto ictus giovanile, sta aumentando. Probabilmente la persona giovane, legato a stili di vita non ottimali, è meno attento. Per l'ictus, come per l'infarto, la prevenzione è la parola d'ordine, prevenzione che passa attraverso una giusta alimentazione, un corretto stile di vita e una sana attività fisica. Ruolo importante quando si parla di queste patologie è poi il fattore tempo, determinante per salvare la vita al paziente o limitarne le conseguenze. Fanno la differenza per quello che riguarda la sopravvivenza e soprattutto la disabilità del paziente. Nel trattamento dell'ictus esistono delle finestre di intervento, 4 ore e mezzo per la trombolisi sistemica normalmente utilizzata attraverso la somministrazione di farmaci che sciolgono il trombo, qualche ora in più nel trattamento più recente utilizzato nei centri hub. Abbiamo fino a 6 ore per effettuare la cosiddetta trombectomia meccanica, cioè il neuroradiologo interventista entra dall'arteria femorale,
risale e va a togliere meccanicamente, fisicamente il trombo. Il Veneto è regione di riferimento per quanto riguarda le stroke unit e l'ospedale Borgo Trento di Verona gioca un ruolo di primo ordine nella lotta all'ictus. Tanti passi in avanti fatti, ma c'è un altro obiettivo pronto per essere raggiunto. Di avere 50% di pazienti che una volta superata la fase acuta, quindi per noi vuol dire a distanza di 3 mesi, siano autonomi. Sono tornati a essere autonomi. Se il paziente arriva tardi o non è possibile fare questi trattamenti, la percentuale di autonomia scende al 20%. E ora parliamo di una bambina di appena 6 anni che non dormiva, pensate, a causa di un tumore. Grazie a un intervento mini-invasivo i medici dell'ospedale di Monselice hanno annientato la neoplasia con un ago incandescente e ora la piccola sta bene. Da Ferragosto non riusciva a prendere sonno a causa di un tumore benigno ed ora, dopo un intervento all'ospedale di Monselice, è guarita. Protagonista una bimba di appena 6 anni affetta da osteoma osteoide. Un calvario è durato mesi per la piccola, dolori fortissimi che si facevano sentire soprattutto di notte, rendendole impossibile dormire. Ora tutto si è risolto grazie ad un prodigioso intervento eseguito all'ospedale Madre Teresa di Calcutta di Monselice. La piccola paziente è stata sottoposta ad un intervento di termoablazione a radiofrequenza guidata. Cosa significa? Quel tumore che la teneva sempre sveglia è stato agganciato con un ago, bruciato a 80 gradi e annientato. Un'operazione durata soli 45 minuti ed eseguita da Gianluca Bisinella, direttore dell'unità operativa complessa di ortopedia e traumatologia, il radiologo interventista Matteo Todisco e l'anestesista Pietro Cattaneo. La piccola, ora guarita, non lamenta più dolori e ha ripreso a dormire. L'origine di questa forma di tumore è ancora sconosciuta, ma si riconosce da un nidus, ovvero una piccola area rotondeggiante più spessa del normale. Togliere quel nidus con un raschiamento sarebbe stato pericoloso e così i medici hanno adottato questa tecnica mini-invasiva che non lascia cicatrici. Una procedura che viene eseguita da 15 anni all'ospedale di Monselice con una media di 10 casi all'anno. La particolarità questa volta è la giovanissima età della paziente e la sede particolarmente difficile da raggiungere. Voltiamo pagina. Ripristinata a Venezia un'antica tradizione interrotta nel 1950, un ponte galleggiante lungo più di 400 metri di bar che collega le fondamenta nuove al cimitero monumentale di San Michele. Ho avuto questa intuizione di fare questa cosa perché mi sembrava proprio di voler difendere l'idea prima di tutto della nostra civiltà, cioè l'idea del dopo di noi, e questa idea del silenzio, del rispetto di fronte a qualcosa che è assolutamente più grande di noi e che dal mio punto di vista ovviamente è nelle mani del Padre Eterno. Torna così, dopo quasi 70 anni, un'antica tradizione che a Venezia si ripeteva nei giorni della festività di Ognissanti e della commemorazione dei defunti, prima di essere interrotta nel 1950. Il ponte galleggiante che, fino al 10 novembre, collegherà le fondamenta nuove al cimitero monumentale di San Michele in Isola a Venezia. E ci sembrava importante con un'opera dimostrare a noi stessi chi siamo e che cosa è stato fatto, che un omaggio ai nostri defunti, insomma, ecco, per cui non è soltanto l'occasione del 1° di novembre o l'occasione per vedere una cosa nuova, ma è un modo per risvegliare la città nella realtà. La struttura, lunga 407 metri e larga 15,5, è stata assemblata da Insula con elementi modulari, come quelli già utilizzati in occasione del Ponte Votivo del Redentore, della Festa della Salute e della Venice Marathon. Il 2 di novembre è una giornata grata agli uomini, ma soprattutto grata ai cristiani, perché si lega non solo il ricordo a persone dalle quali dipendiamo, dalle quali abbiamo ricevuto tutto, ma anche nella convinzione cristiana si afferma che noi possiamo fare qualcosa per loro. Fino al 3 novembre l'utilizzo del ponte galleggiante sarà riservato ai possessori della tessera Venezia Unica e ai residenti. Il cimitero, questa realtà che ci ricorda che anche quando ci sembra di essere al vertice di qualcosa, in realtà siamo persone che debbono rimanere molto, molto umili. La struttura rimarrà transitabile fino al 10 novembre.
Vi ricordo sabato sera alle 21:15 appuntamento imperdibile con il documentario Veneto in ginocchio realizzato dalla nostra emittente. Voci, racconti, immagini e suoni di quei giorni terribili nei quali Antenna 3 fu un punto di riferimento costante per le popolazioni colpite dall'alluvione e quindi dalla tempesta Vaia, andando in onda quasi ininterrottamente per informare sugli sviluppi della situazione. Appuntamento dunque sabato sera alle 21:15. Questa sera invece alle 20:10 in studio per parlare di molti temi, ricordare perché no anche quei giorni, Paola Roma, sindaco di Ponte di Piave, Mara Manente, direttrice del CISET. È tutto per questa edizione, io vi ringrazio per averci seguito, vi lascio alle previsioni del tempo per domani, arrivederci. Bentrovati al meteo. Ognissanti in compagnia del bel tempo stabile in attesa della perturbazione in arrivo da sabato. Vediamo intanto il dettaglio di venerdì 1 novembre. Sul Veneto avremo un ampio soleggiamento con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Attenzione solamente a qualche foschia al mattino sulle pianure ma in rapido dissolvimento. Temperature minime tra 4 e 7 gradi, massime oscillanti invece tra i 12 e i 14 gradi. Tanto sole anche sul Friuli Venezia Giulia, sarà una bella giornata con cielo sereno ovunque, vedete. Temperature minime tra 5 e 10 gradi, valori massimi sui 14 gradi. E ci spostiamo infine sul Trentino Alto Adige, dove avremo qualche foschia mattutina sui settori meridionali della nostra regione, più soleggiato invece altrove. Temperature minime tra 6 e 7 gradi, massime sui 14 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci.